ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Bentrovati, eccoci qui, Brescia in tavola anche oggi. Ciao Federica, brava, metti un po' in ordine, perché anche oggi c'è un primo, vero? Oggi raccontiamo, insomma, vi presentiamo la ricetta degli gnocchi al pesto di rucola con pomodorini. Bravissimo. Buoni, tanti primi stiamo facendo in questa edizione. Avremo tempo per fare anche i secondi. Sono brave le nostre Patrizia e Monia della trattoria Villa Glori, che brave. Allora servono i gnocchi, la rucola, le mandorle, il grano, i pomodorini, una piccola cipolla, uno spicchio d'aglio, olio, sale, cubi. Via. Abbiamo con la nostra sigolina, la taglio bella fina, la metto nella nostra pignata con l'olio extravergine e la forma frigolà e insieme al nostro spicchio d'aglio. Quando è ben frigolà, tiro via l'aglio e a parte con la rucola e le mandorle e l'olio formo un pesto. Vedete tridato insieme. Mamma, signor, mo che la dei fastidi, ma che niente fa, ma va a fare una girata, va, non tre allerie, e rampega tre un muro. Il muro? Spider-Man, il muro. Mur, le mio il mur, se mio cosa l'è il mur? No. Mamma, il muro è il sacco roba che l'è. La signora Raffaella, strepitosa, bresciana, però adottata in Africa per tanti anni. Bresciana doc di che zona, signora Raffaella? Nella bassa di Seniga, che dopo Roma come importanza viene Seniga. Non lo mettiamo in dubbio, non serviva ma non serviva neppure dirlo, perché è sotto gli occhi di tutti questo, si sa. Certo. Che bello, però qui c'è il mur e il gelso. Passa tutto! Il gelso, perché in campagna, sempre a Seniga, avevamo le rive, erano tutti gelsi. Allora, lei Raffaella deve fare la consulente dialettale nei nostri programmi. Certo, quando vuole. Non era in programma un secondo incontro con Tizi, ma ragazzi, sono arrivate le lettere, i fax, i telex, i piccioni viaggiatori in redazione. E certo, per rivedere Tizi in televisione, che insomma la gente, ora i nostri ascoltatori vogliono sapere un po' di più di te, di quello che fai, di quello che facevi, di che ti occupi, perché buchi lo schermo. Che vuol dire che alla televisione fai audience, fai ascolti, Tizi. È vero. Allora, cosa ti posso raccontare? Quello che si può raccontare. Quello che si può raccontare lo racconto molto volentieri. Io lavoravo, sono un OS e purtroppo mi sono ritrovata a lavorare in un reparto meraviglioso, malati di Alzheimer. Stupendo, conosciuto persone meravigliose e io ero la loro gioia, il loro sorriso, la loro voglia di capire quello che gli altri non capivano. Di comunicare, di essere vivi, di sentirsi... È una missione, un lavoro impegnativo. È una missione perché altrimenti non lo... Ora non lo svolgi più? No, la mia età. Amore, te l'ho appena detto, dai. Ma non è l'età. Muro. Il muro del pianto, qua c'è solo da piangere. No, guarda. Ma allora qui. La Titti, che sorriso, le palanche, che saetta, che denti. Quelle sono belle donne, vedi? Scurtala, che capi cosa è il mur? La pianta del gelso di cui bachi da seta erano divoratori voraci. Buongiorno, capì, ma che sempre bachi da seta si cipavano le robe. Va a imparare, umilmente imparo. Fenon la nostra ricetta. Sì, questi gnocchi. Gnocchi, quando è pronti, le sa. Sì.
Sbatton dentro nella pegnata insieme alla crema che Di con preparato melanzane. il ruccolo. Ah, pardon, rucola e pomodorini. Tutta gente. Sì, sì. Il nostro pesto di rucola con le mandorle, il formaggio e l'olio. Sbatton dentro tutto insieme, si amalgama tutto e con i pomodorini che gom tagliate in precedenza a freddo che sbattiamo insieme. Quindi, Certo. che bella Cricci. idea. Bene, pronta così? E i nostri gnocchi al pesto di rucola con pomodorini sono pronti. Buono, questa è stata una bella idea. Buonissimi. Davvero, mi piacciono le ricette in questa edizione. Bene, bene, loro mi piacciono tanto. Va bene, le potete trovare sulla nostra pagina YouTube. C'è tutto, vero? Basta. Esatto. Chiudiamola qui. Ciao. Arrivederci.